La crudelissima uccisione del gatto Green, purtroppo ancora una volta, costringe l'Ente Nazionale Protezione Animali a presentare denuncia e a chiedere che l'autore del reato venga dichiarato socialmente pericoloso. Sono anni che l'Ente Nazionale Protezione Animali denuncia e si costituisce parte civile in processi ove l'imputato ha esercitato violenza su un animale allo scopo di minaccia o vendetta verso la propria compagna, ex compagna, un vicino di casa o semplicemente come sfogo delle proprie frustrazioni e rabbie. È necessario dunque che l'autorità giudiziaria non attenda il termine del processo affinché questi soggetti vengano dichiarati socialmente pericolosi, attuando su di essi delle misure di contenimento e prevenzione, poiché ricordiamo che è vero, il reato di maltrattamento, uccisione di animali ha una pena non particolarmente alta, ma l'autorità può porre in essere rimedi efficaci ed immediati onde evitare che questa rabbia, questa voglia di vendetta e di minaccia possa subire un'escalation ove le prossime vittime possono essere i soggetti indirizzari della rabbia e della minaccia, ma anche terze persone che casualmente si frappongono sulla strada di questi soggetti, quindi socialmente pericolosi.